Bentrovati anche oggi qui con la nostra nutrizionista, la dottoressa Giulia Pera, per dei preziosissimi consigli. Dottoressa, bentrovata. Ciao Desire. Allora, ingrediente principe di oggi abbiamo visto le fave, un ingrediente sicuramente primaverile. C'è una curiosità sulle fave che volevo chiederle, dottoressa. Alcuni dicono che favoriscono il buon umore, è vera questa cosa? Allora, sicuramente le fave sono un ortaggio straordinario, ricco di numerosissime proprietà. Possiamo mangiarle tutto l'anno, quindi possiamo mangiarle sia fresche che secche e effettivamente possono anche attivare un po' il buon umore, ma non è quella la funzione principale. Ma qual è? Che cos'è che attiva il buon umore, dottoressa? Me lo spieghi bene? Qual è la proprietà? Il buon umore è sicuramente attivato dalla serotonina. Ah, ecco, quindi... Le fave però sono ricche di preziosi minerali e quindi in quei casi possono sicuramente aiutarci, perché no, stare anche meglio, sentirci più in forza. Quindi ottime proprietà nutritive, poche calorie abbiamo detto, e si possono consumare anche crude, vi diceva. Si possono consumare crude, infatti una porzione di fave crude possono essere utilizzate come snack spezzafame. Snack spezzafame, quindi messe lì ogni tanto, diciamo, una fava così fa bene alla salute. Assolutamente, oppure possiamo, diciamo, quando non abbiamo la possibilità di mangiarle crude e di mangiarle nel periodo primaverile, possiamo mangiarle per esempio anche cotte nelle zuppe e nelle minestre. Dottoressa, tanti consigli preziosi che molti di noi non sanno, grazie. Allora ci rivediamo alla prossima puntata per altri consigli.